Buongiorno, io sono Vez e benvenuti in questo primo video di Economia Pop. Quest'oggi vi racconterò una storia triste, una situazione un po' drammatica, strappalacrime. Mio figlio poteva morire. Mio figlio poteva morire! Ovviamente, come avete letto dal titolo, Mio figlio poteva morire è la citazione al Banco dei Pugni, la famosa serie TV nella quale si parla del Banco dei Pegni. In Italia non abbiamo più di tanto i banchi dei pegni, però abbiamo i compro-oro che sono una roba un po' simile, specializzata per i gioielli. Ma torniamo alla serie TV, perché ci interessa proprio il Banco dei Pegni? Ci interessa perché ciò che avviene dentro un banco dei pegni è molto anomalo, la situazione è al contrario. Infatti l'acquisto da parte del cliente non è l'operazione principale. Infatti, come rivela il nome dell'attività commerciale, la specializzazione di questi banchi dei pegni è proprio il pegno. Ma andiamo a vedere di che cosa si tratta, che cos'è realmente un pegno. Il pegno è sostanzialmente un prestito. Mi spiego meglio, il cliente entra dentro il locale e chiede dei soldi per un tempo limitato. E per ottenere un prestito ovviamente dovrà dare in cambio una garanzia. Ho spiegato nel video precedente sui mutui che cos'è una garanzia, però riassumiamolo brevemente. La garanzia è semplicemente l'oggetto che tu dai al venditore e che il venditore può tenersi nel momento in cui tu non ripaghi più il prestito. Infatti il venditore, per essere sicuro che avrà indietro i suoi soldi, ti chiederà appunto il bene che vuoi impegnare. L'oggetto che tu hai dato in un banco dei pegni, il venditore può tenerselo finché non avrai saldato completamente il tuo debito. Che cosa succede nel momento in cui il cliente non paga? Il negoziante a questo punto può tenersi l'oggetto che gli hai dato, non dartelo mai più e anzi metterlo in vendita per poter recuperare l'intera somma del prestito più gli interessi. È ovvio che ci debba essere una correlazione tra quanto ti sto prestando e l'oggetto che mi dai in garanzia. Infatti, se sto andando in un banco dei pegni per chiedere 1000 euro, non posso andarci con delle scarpe, a meno che non siano le scarpe di Michael Jordan dei tempi d'oro, non so. La cosa importante è portare sempre un oggetto che abbia un po' di valore in più rispetto al prestito che tu ti aspetti di chiedere. Infatti, nel caso in cui non paghi e il commerciante quindi dovrà rivendere questo oggetto, dovrà essere sicuro di poter ricevere indietro la somma che ti ha dato più gli interessi. Nella serie TV funziona esattamente così. Quando il cliente entra, gli viene proposto o di vendere o di impegnare l'oggetto. Se vuole venderlo, non è interessato a ricevere indietro l'oggetto. Se invece vuole impegnarlo, è interessato a ricevere indietro l'oggetto pagando quanto gli ha dato il banco dei pegni più gli interessi. Nel momento in cui quindi il cliente vuole impegnare effettivamente l'oggetto, il venditore gli fa un prezzo. Sostanzialmente nella serie TV si contratta fino ad arrivare a un prezzo finale. L'offerta finale del venditore quindi è quanto lui è effettivamente disposto a pagare per avere in garanzia quell'oggetto. Questa trasmissione ha anche uno spunto molto interessante, che è l'uso dei contanti. Un osservatore attento avrà sicuramente notato che tutto viene fatto coi contanti lì dentro. Non mi dilungherò più di tanto su questo argomento perché faremo un video a parte sull'uso dei contanti. È interessante però capire come funziona la legge italiana in questi casi. In alcuni paesi c'è una limitazione per quanto puoi pagare in contanti. In Italia infatti è limitato l'uso dei contanti a meno di 3.000 euro. In realtà sono 2.999 e ci sono alcune eccezioni introdotte nella legge di bilancio del 2019, ma non mi starò a dilungare. Farò anche un video apposito sul perché sia stata inserita questa limitazione per l'uso dei contanti, perché è molto interessante. Piccola chicca per chi è arrivato fino alla fine. Lo sapevate che Mio figlio poteva morire esiste solo nella sigla e nella puntata originale non dice così? Infatti vi lascio il link in descrizione dove potete andare a vedere che la citazione originale è una cosa tipo Seth poteva lasciarci le penne. Seth poteva rimanerci secco e lo stesso vale per me! E con questo credo sia tutto. Potete mettere like, commenti, condivisioni, iscrivervi al canale, attivare la campanellina. Ci sono un sacco di cose da youtubers che io ancora non so dire, quindi mi scuserete, più avanti ce la farò. Detto questo vi saluto, mio figlio poteva morire, ciao! Mio figlio poteva morire.